Con l'emergenza Covid-19 in atto, in ginocchio anche il trasporto pubblico locale con ACTV e ATVO che hanno registrato la drastica riduzione dei passeggeri e di conseguenza pure delle relative corse, che tradotto in soldoni significa entrate pari a zero sia per gli abbonamenti che per i biglietti. È la denuncia del sindacato dei trasporti regionale che traccia un bilancio a dir poco catastrofico delle citate aziende. Abbiamo chiesto un aiuto immediato al prefetto di Venezia, dottor Zappalorto, al presidente della regione Luca Zaia e al sindaco e presidente della città metropolitana di Venezia, dottor Luigi Bruniaro, per salvare ACTV e ATVO da un possibile dissesto economico, poiché sono le due aziende più esposte di altre in funzione delle loro dimensioni e in funzione dei mancati ricavi complessivi. Con i danni dai mancati introiti del turismo restano invece i costi. A quelli fissi vanno ad aggiungersi anche quelli per le sanificazioni quotidiane di bus e vaporetti. ACTV ha una previsione di ammanco di 100 milioni di euro su base annua, ATVO 12 milioni di euro. Nell'immediata previsione di riapertura, stando al sindacato, la beffa per messini veneziani residenti potrebbe essere anche di vedersi aumentare i costi di abbonamenti e biglietti, con i grossi rischi pure a carico degli stessi lavoratori CTV e TVO. Il perché è così spiegato. In relazione anche all'inizio e alla riapertura della fase 2, in quanto bisognerà mantenere il distanziamento sociale a bordo degli autobus e dei vaporetti e per cui occorrerà intensificare il numero dei mezzi a disposizione. E ACTV e ATVO avranno serie difficoltà in questo senso per la tenuta del bilancio.